Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Partiamo come sempre dalla cronaca nera a Schio. L'uomo, il nigeriano di 32 anni, è ucciso dalla fidanzata che ha detto: mi ha aggredito con il coltello, mi sono difesa. Una piena confessione da parte di questa donna. Sentiamo. Svolta nelle indagini relative alla morte di Kelly Egbon, il 32enne nigeriano trovato morto dissanguato nel suo appartamento a Schio nella notte dell'Epifania. Disposto il fermo per la compagna 36enne connazionale indagata per omicidio pluriaggravato. La procura aveva aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di omicidio a carico di ignoti, poi la svolta a distanza di 24 ore dopo un lungo interrogatorio. A trovare Kelly Egbon privo di vita in una pozza di sangue, la presenza di una ferita da taglio all'arteria femorale in una gamba, i soccorritori e i carabinieri di Schio intervenuti nell'appartamento di Piazza Garibaldi a pochi passi dal Duomo. Secondo le prime dichiarazioni fornite dalla donna, che al momento dell'intervento dei militari era nell'appartamento, i due avevano consumato in serata delle birre in un locale e una volta rientrati a casa, mentre lei si stava cambiando, avrebbe sentito un forte urto proveniente dalle sue spalle, notando il compagno riverso sul tavolino in vetro completamente frantumato, con una forte fuoriuscita di sangue dalla gamba che aveva tentato di tamponare. Versione che non avrebbe convinto gli inquirenti. Il medico legale, in seguito al sopralluogo, ha confermato la presenza sul corpo della vittima di un'unica lesione sulla coscia e la conseguente emorragia, riconducibile però ad un'arma da taglio e non a frammenti o cocci di vetro. I militari nell'appartamento avevano trovato all'interno del cassetto della cucina una lama separata dal manico, sporca di sangue, compatibile con la lesione. Ieri il lungo interrogatorio e alla fine la confessione da parte della donna, che ha ricostruito l'accaduto dicendo che al culmine di una lite l'uomo, con precedenti in materia di droga, in stato di ebbrezza l'avrebbe aggredita colpendola con degli schiaffi e poi tentando di colpirla con il coltello, ma senza riuscirci. Di qui, nel tentativo di difendersi, avrebbe afferrato il coltello, poi la colluttazione, la ferita alla gamba rivelatasi fatale. A quel punto la telefonata ad un conoscente della vittima, poi avrebbe riposto l'arma nel cassetto in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Confessione che andrebbe a coincidere con gli accertamenti svolti. La donna è stata portata in carcere a Verona. Ovviamente molta impressione tra gli scledensi per questo delitto in pieno centro. Sentiamo anche il commento del sindaco. Il grave episodio di sangue avvenuto in centro storico ha scosso la città di Schio. Il primo cittadino, dispiaciuto, però stigmatizza l'accaduto, che non mette in discussione il tema sicurezza del comune. Il fatto sembra però essersi consumato all'interno di un rapporto tra due persone e parlare perciò di sicurezza o non sicurezza secondo me è un po' fuori luogo. Il ragionamento è proprio un evento gravissimo che è successo all'interno di un'abitazione tra due persone adulte. Dispiace veramente tanto un epilogo del genere, soprattutto in relazione ad un giovane che, da quanto si è potuto capire, quantomeno aveva dei rapporti molto saldi con la comunità nigeriana della nostra città. E proprio alla comunità nigeriana, il giorno stesso della tragedia, Kelly Egbon aveva presentato la sua fidanzata proveniente dal sud Italia che intendeva sposare. Se lo ricorda bene il portavoce anziano. Quel giorno che sono arrivati da me, no? Lei davanti a me scherzava con Kelly, carezzava Teconi per dimostrare che ama Kelly. Allora ho dato benedizione come noi facciamo, dire va bene, in due potete decidere quello che volete per il futuro. Il carattere e il temperamento del 32enne non aveva mai impensierito i suoi connazionali. Non ha mai visto Kelly litigare con nessuno, mai. Anche se uno li insulta o cerca di scambiare parole forti contro lui, si vede lui sempre calmo. Perciò crede poco al litigio, all'essere ubriaco? Sì, si crede poco. Io non ho mai visto che l'imbriaco, come lei raccontava quel giorno lì. E lei che mi ha detto che lì è caduta da solo, era imbriaco, che non è vero. Che non è vero, perché lo stesso giorno che sono passati da me, Kelly non era imbriaco, era sana. Noi aspettiamo giustizia. Ma giustizia come deve essere. Servizio di Daniele Garbin. Parleremo di sicurezza nelle città con il sindaco di Treviso Mario Conte dalle 13 alle 13:30 e anche ovviamente di
politica. Adesso andiamo a Padova perché tante sono le iniziative per tutelare la salute, l'incolumità di medici e infermieri che sono sempre più spesso oggetto di violente aggressioni da parte dei parenti dei pazienti. Andiamo subito da Chiara Gaiani e da, mi pare, Andrea Benetti. Andrea Benetti. Ti confermo, direttore, buongiorno a te e anche ai telespettatori. Ci troviamo all'interno dell'area dell'azienda ospedaliera di Padova. Nelle immagini del collega Andrea Benetti potete vedere anche il grande murales che è stato dipinto nel periodo del Covid, che ritrae Wonder Woman, un sanitario con la mascherina, perché tali, ricordate, insomma, erano considerati gli operatori sanitari che si sono presi cura davvero di migliaia di pazienti e di malati in quel periodo. La situazione purtroppo è cambiata, le cronache, anche quelle che arrivano dalla provincia dove ci troviamo, quella di Padova, raccontano di aggressioni al personale sanitario sempre più frequenti. Da qui l'iniziativa che parte proprio oggi da parte dell'azienda ospedaliera di Padova, che tappezzerà proprio tutte le aree dove si trovano pazienti, quindi il pronto soccorso, ma anche l'ingresso dei reparti, le sale d'attesa, con una grande immagine, una riproduzione gigante di un invito rivolto ai pazienti all'ascolto e alla cortesia per migliorare la cura, proprio con un invito al rispetto. Un'immagine che ha un significato particolare e importante, perché è la riproduzione del quadro che una donna che è stata trapiantata qui in ospedale a Padova ha regalato come omaggio al direttore sanitario, per ringraziarlo per le cure ricevute, che il direttore generale dell'azienda Giuseppe Dalben ha voluto utilizzare proprio per rivolgere questo invito a tutte le persone che entrano in ospedale con qualche problema e che purtroppo sappiamo, insomma, quando stai male sei anche più teso, pure i loro parenti, e si arrivano in alcuni momenti a magari non solo la voce alta, poi si arrivano a vere e proprie aggressioni. Ti do un numero: 1800 le aggressioni subite da operatori sanitari in Veneto solo fino al 30 settembre. Il trend purtroppo era in aumento e si pensa di superare la cifra del 2023, ma siamo a gennaio e questo è un periodo di conteggi. Ecco, allora io, direttore, ringrazio Andrea Benetti per la collaborazione tecnica e ti lascerei al servizio in cui abbiamo ripercorso gli ultimi fatti molto gravi, a partire da quello del 2 novembre avvenuto a Cittadella, proprio all'interno del pronto soccorso, per arrivare al 3 gennaio scorso ad Abano Terme, sempre all'interno di un pronto soccorso. Fatti davvero che hanno fatto riporre l'accento su quanto grave sia la situazione. Poi la linea può tornare allo studio. È il 2 novembre quando un 34enne di Cittadella armato di coltello entra in ospedale e semina il panico, ferendo un infermiere, un medico e un carabiniere. Sta per colpire a morte un'altra dipendente, ma viene bloccato da un collega e da un militare. Il bilancio, pur nella drammaticità degli eventi, è contenuto. L'epilogo infatti poteva essere peggiore se il carabiniere e l'infermiere non avessero bloccato in tempo il violento. Oddio! Madonna beata, mamma. Queste immagini invece risalgono al 6 dicembre scorso, ospedale Borgo Trento a Verona. Un 34enne marocchino, dopo le dimissioni dal pronto soccorso, ha aggredito un addetto alla sicurezza, intervenuto dopo che, alterato e agitato, il 34enne stava cercando di aggredire medici e infermieri. L'ultimo episodio di violenze contro i sanitari risale allo scorso 3 gennaio, ancora una volta nel Padovano, nella casa di cura di Abano Terme. Un 24enne senza fissa dimora, alterato dagli stupefacenti, ha aggredito un vigilante e un operatore sociosanitario, intervenuto per impedire che il ragazzo colpisse a pugni altri medici e pazienti in attesa nell'area verde del pronto soccorso. Questi gli episodi più eclatanti avvenuti negli ultimi 2 mesi, ma della violenza fisica e verbale dei pazienti sono vittime spesso i medici di famiglia. Nel Padovano a fine dicembre inoltre un medico è stato censurato dall'ordine dopo aver insultato e minacciato il personale del pronto soccorso di Schiavonia che stava assistendo un suo collega amico. Servizio di Valentina Visentin, è in corso la conferenza stampa della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sentiamo cosa sta dicendo. Con le amnistie, con gli indulti, con gli svuotacarceri, con quello che abbiamo visto in questi anni, è un altro. È da una parte ampliare la capienza delle nostre carceri,
Poi parallelamente stiamo lavorando per rendere più agevole il passaggio dei detenuti tossicodipendenti in comunità e, come lei sa, molto spesso facciamo e cerchiamo di intensificare il numero degli accordi con i paesi, con gli altri paesi, che consentono anche alle persone straniere che sono condannate in Italia di scontare la pena nel paese d'origine. Questo è il modo con il quale, secondo me, si garantisce un sistema carcerario più dignitoso per i detenuti. E Andrea Carugati, il manifesto. Questo è l'intervento di Giorgia Meloni sulla violenza, sull'immigrazione, sui detenuti, sulle carceri. Avete visto, c'era anche il ministro Nordio e la sala dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati. Continuiamo a proposito, andiamo avanti ancora con la cronaca, andiamo a Mestre, dove è stato espulso un tunisino recidivo, un pluripregiudicato fermato con un coltello, era in possesso di un coltello. Andiamo subito in diretta da Filippo Fois. A te, Filippo. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Questo è veramente l'espulsione di questo giovane tunisino che ha appena 23 anni è per certi versi paradigmatica del paese in cui viviamo. Questo ragazzo è stato fermato dalla polizia locale a Mestre in via Fogazzaro dopo che da circa 2 ore era stata segnalata la presenza di un giovane armato di coltello in via Cappuccina. È stato fermato dalla polizia locale che gli ha trovato addosso un coltello con una lama di 34 centimetri, e ripeto 34 centimetri, quindi un coltello di grossissime dimensioni. Ebbene, è stato nuovamente arrestato ed è stato espulso. Ma qual è la particolarità? Che questo giovane tunisino si trovava in Italia già dal 2019, in particolare a Mestre, dove era stato arrestato per 2 volte in pochi giorni, prima perché aveva aggredito un sedicenne per rubargli 20 euro, poi perché aveva minacciato le forze dell'ordine dicendogli sostanzialmente che avrebbe fatto come era accaduto a Trieste. Era il 2019, ricorderete, a Trieste morirono 2 poliziotti nel tribunale di Trieste. Questo succedeva a novembre del 2019. A dicembre del 2019, pochi giorni dopo, viene arrestato per la 3ª volta perché sta aggredendo dei connazionali. A questo punto viene portato al CPR di Torino per essere espulso, però mancava il medico legale. Senza medico legale non si poteva procedere, non andava bene quello del carcere, non andava bene quello della polizia, per cui alla fine questo tunisino è stato lasciato libero di andarsene con un foglio di via che naturalmente non ha rispettato, fino a quello che è accaduto l'altro giorno, cioè il fatto che girasse per Mestre in orario da movida con un coltello di 34 centimetri. E poi noi proprio di movida vogliamo parlare, abbiamo qui Martina Zennaro, prego, che è del il comitato danni da movida, perché questo è un fatto comunque che si sposa anche con una movida che è incessante a Mestre, ma soprattutto a Venezia, dove non sono mancati anche atti violenti. Sì, anche a Venezia ci sono spesso atti violenti, per fortuna sembra leggermente meno rispetto a Mestre, ma se le cose non vengono regolate un po' di più e c'è bisogno di più controllo, temiamo che anche Venezia diventi un posto pericoloso alla sera. Come comitato noi quando ci siamo costituiti poco più di un anno fa, festeggiamo il nostro primo anniversario, crediamo che le aperture notturne dei bar siano un modo per spingere e incentivare non solo la mala movida, anche il tasso alcolico, ma anche le violenze. Abbiamo parlato tra l'altro di diverse risse, c'è stato anche un paio di accoltellamenti l'anno scorso, cioè si è rischiato grosso, si è rischiato che anche qui ci scappasse il morto. Voi però siete riusciti ad avere un contatto col comune e con la polizia locale? Sì, noi abbiamo un ottimo contatto con il comune, con gli assessori Costalonga, che ci interpella abbastanza spesso e con il quale si riesce a dialogare. Poi abbiamo un buonissimo supporto con le forze dell'ordine, in particolare col vicecomandante Gianni Franzoi, che è sempre disponibile e attento ad ogni nostra richiesta, e questo nostro dialogo ci permette di collaborare in tempo reale. Di collaborare in tempo reale. Per esempio la ordinanza antimovida è stata allungata di qualche mese, anche
grazie alla nostra attenzione, alla nostra richiesta, è stato apportato qualche modifica sull'orario di chiusura, sul non servibilità dopo una certa ora. Diciamo che c'è un buon rapporto, le cose sarebbero comunque tante da fare. Però diciamo si è cominciato a mettere un primo tassello. Tra l'altro adesso vedremo anche come andrà con le cosiddette zone, l'istituzione delle cosiddette zone rosse. Sapete, il nuovo provvedimento che è stato voluto fortemente dal ministro dell'Interno Piantedosi, che ha chiamato i prefetti a individuare delle zone particolarmente sensibili anche di movida. Qui sappiamo dove sono, per cui aspettiamo di vedere se funzioneranno questi controlli più stretti su chi entra e chi può essere respinto da queste zone rosse. Per ora direi che da qui è tutto. Direttore, ti restituisco la linea. Grazie a Filippo Fois e a Tommaso Amigot per la parte tecnica. Adesso andiamo a Vicenza da Luisa Bertini e da Simone Squarcina, perché il Comune ha stanziato 6 milioni di euro per restaurare gli alloggi in una fase di grande emergenza abitativa. A te Luisa. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo in compagnia con l'assessore Matteo Tosetto, proprio perché oggi è stato illustrato questo grande piano casa del Comune di Vicenza, emergenza abitativa che si fa sentire anche in questa città. L'obiettivo è quello di risistemare gli alloggi di edilizia pubblica rimasti sfitti, proprio per metterli a disposizione di chi ha bisogno di un appartamento. Un piano casa da 6 milioni di euro. Un piano casa da 6 milioni di euro che conta anche a mettere nuovi finanziamenti su un piano di alienazione che abbiamo approvato l'anno scorso. Un piano casa proprio che vede portarci a un forte abbattimento di quelli che sono ad oggi gli alloggi sfitti. Il Comune di Vicenza è proprietario di oltre 1500 appartamenti e quasi 500 di questi non sono dati in locazione perché hanno importanti bisogni di interventi di ristrutturazione. Quindi abbiamo in questo momento già finanziato con finanziamenti nostri, anche finanziamenti esterni, quasi 6 milioni di euro di lavori. Contiamo appunto di poterne inserire altri 2 milioni e mezzo, quasi 3, con un piano di alienazioni, poter riuscire ad abbattere quelle che sono i 475 appartamenti sfitti, quindi il 30% della nostra proprietà a 20. Ecco, sfitti sono il 30% del totale, l'obiettivo è arrivare ad un 20%. Sì, anche perché abbiamo visto come nel bando ERP 2023 con graduatoria del 24 si sono aumentate in modo importante quelli che sono le domande, tant'è vero che siamo passati da un dato storico del Comune di Vicenza da circa 800 utenti che hanno richiesto la casa di edilizia residenziale pubblica a oltre 1100. Nel 2025 apriremo un nuovo bando, ma purtroppo vediamo come il problema dell'emergenza abitativa, quindi le poter riuscire a ritrovare un appartamento non è facile, non solo a Vicenza ma in tutta Italia, e quindi contiamo appunto purtroppo che sarà un aumento delle domande, quindi dobbiamo correre per riuscire a mettere a posto nuovi appartamenti. Tra l'altro voi Vicenza, così come anche Padova e altri comuni del Veneto, siete un po' promotori di questo pressing, di questa alleanza, possiamo dire, sovracomunale per un piano casa. Sì, insieme alle colleghe assessore di Padova e di Verona ci siamo ritrovati anche recentemente a Roma con tanti altri comuni d'Italia, di grandi dimensioni ma anche di piccole, perché il problema dell'emergenza abitativa non tocca solo la nostra città. Abbiamo richiesto in modo importante quelli che sono dei finanziamenti nazionali specifici per l'edilizia residenziale pubblica e dei contributi agli affitti delle persone che in questo momento sono in difficoltà, che c'erano ma che non sono più stati finanziati. Quelli sono interventi chiari che hanno bisogno di una risposta veloce. Ecco, l'avete sentito, una risposta veloce per rispondere all'esigenza e all'emergenza abitativa qui a Vicenza. Per il momento è tutto, io ringrazio l'assessore per essere stato con noi, restituisco la linea allo studio. Allora, grazie a Luisa Bertini. Prima di andare da Anna De Roberto a Treviso per il Comitato dell'Ordine e della Sicurezza, vediamo cosa sta dicendo Giorgia Meloni, perché sembra che stia parlando del terzo mandato. Sentiamo. Almeno quello che io ho visto quando Donald Trump è stato Presidente degli Stati Uniti è, diciamo, una capacità di dosare diplomazia e deterrenza. E prevedo che accadrà anche questa volta. Quindi sulle condizioni di pace ho già detto. Allora, io penso che dobbiamo ricondurre le cose nell'alveo nel quale si trovano.
Elon Musk è una persona molto nota e molto facoltosa che esprime le sue posizioni. Di questo allo stato attuale noi stiamo parlando. Piacere, non piacere, posso essere d'accordo, posso non essere d'accordo nel merito delle posizioni che esprime, ma stiamo parlando di questo. E quando di fronte a questo mi si dice un pericolo, ingerenza, sovranità, pericolo per la democrazia, eccetera, io devo segnalare che non è il primo. Cioè di persone note e facoltose, mi faccia finire, di persone note e facoltose che esprimono le loro opinioni, e io ne ho viste parecchie, spesso le esprimono contro di me. Non mi ricordo che qualcuno si sia scandalizzato. Dov'è il problema? Allora, questa è la conferenza stampa in diretta di Giorgia Meloni, poi recupereremo il pezzo in cui si è riferita al terzo mandato. Ricordo che questa sera alle 18 il Consiglio dei Ministri deciderà se impugnare la legge regionale che consente a Vincenzo De Luca, governatore della Campania, di fare un altro mandato, e quindi a questo intervento dell'esecutivo è collegata anche la vicenda che riguarda il terzo mandato, che riguarda il Presidente Zaia e anche il Presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Federica. Adesso però andiamo in diretta da Anna De Roberto, perché poi alle 13 avremo il sindaco Mario Conte qui in diretta. A te Anna De Roberto insieme a Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica. Buongiorno direttore, buongiorno. Sì, alle mie spalle la prefettura di Treviso, da pochissimo è uscito il sindaco Mario Conte appunto per raggiungere i tuoi studi ed essere in diretta con te, sindaco che in qualche modo ha svelato la notizia che è emersa da questo comitato per l'ordine e la sicurezza, comitato che in prefettura si tiene tutti i giovedì, ma quello di oggi è un appuntamento particolarmente importante. Seduti attorno al tavolo, ovviamente accanto al prefetto Angelo Sidoti, c'è il questore Alessandra Simone e poi c'è il comandante provinciale dei Carabinieri di Treviso, il colonnello Massimo Ribaudo. Ci sono altri due sindaci, uomini della finanza, e c'era appunto il primo cittadino di Treviso. Il tema è quello delle zone rosse da decreto del Viminale. Nei pressi delle festività natalizie in diverse città d'Italia sono state istituite delle zone rosse. Il tema era se fosse necessario o meno creare anche a Treviso una zona rossa, quindi delimitare geograficamente un determinato posto, una piazza, un quartiere all'interno del quale evidentemente l'attenzione per la sicurezza doveva essere maggiore. E questo perché a partire dai fatti di via Castelmenardo, dell'omicidio del povero Francesco Favaretto, le varie risse di cui vi abbiamo dato conto nelle ultime settimane, e poi ci sono gli ultimi Daspo Willy, quindi questi provvedimenti con il divieto di accesso all'interno di locali pubblici e di esercizi commerciali che vengono appunto dati a persone che si sono macchiate di svariati reati. L'ultimo è stato dato proprio a un 47enne pakistano, uno dei responsabili di una rissa fuori dal Prix di Conegliano. Quindi il tema dei Daspo, il tema delle zone rosse. Mario Conte ha annunciato che a Treviso non sarà istituita una zona rossa, ma sicuramente si dovrà inserire all'interno del regolamento comunale delle zone, delle aree per le quali sarà necessario potenziare i controlli grazie all'aiuto delle forze dell'ordine. Quindi si lavora come sempre in sinergia, però insomma da questo comitato è uscita la notizia che Treviso è una delle città, se non la città più sicura del Veneto, e questo sicuramente avrà fatto balzare dalla sedia anche le opposizioni, che invece da sempre hanno chiesto all'amministrazione comunale di intervenire alla luce degli ultimi fatti. Direttore, noi siamo qui in attesa di intervistare altre persone responsabili, protagonisti di questo tavolo. Vi diamo però una notizia in più, che è di oggi, in merito ai fatti della rapina aggravata del 5 gennaio del 2023, quando un ragazzo fu aggredito nei pressi del sottopasso di Via Vener, quindi anche qui siamo in centro a Treviso. Questo ragazzo è stato derubato del portafoglio e del cellulare, in qualche modo aggredito da 5 ragazzi. Ebbene,
Ebbene, il cerchio è stato chiuso, le indagini sono finite e oggi è stato denunciato il quinto ragazzo responsabile di questa brutale aggressione. All'epoca dei fatti era tra l'altro minorenne, oggi ha 19 anni e appunto è stato denunciato. Quindi questa è un po' un'ultima notizia che riusciamo a darvi e sicuramente molte altre ve ne darà il sindaco in diretta tra poco, direttore, nei tuoi studi. Grazie molte Anna De Roberto e Nicoletta Rizzetto da Piazza dei Signori nel cuore di Treviso. Un altro suicidio assistito, parliamo ancora di fine vita, è il quinto suicidio assistito in Italia, il secondo in Veneto, nel Trevigiano. Vittoria, 72 anni, ha atteso 8 mesi per avere il via libera dall'azienda sanitaria con la conferma dei requisiti. Sentiamo. Prigioniera del mio corpo, ho bisogno di pace, amo la vita ma da troppo tempo la mia non è più davvero vita. Di notte in sogno io camminavo ancora, ho sempre amato camminare, ora sono troppo stanca per risvegliarmi ogni mattina e trovarmi bloccata dentro un corpo che non riconosco più e che è diventata una tortura continua. È il messaggio che Vittoria, nome di fantasia, 72enne trevigiana affetta da sclerosi multipla da 20 anni, ha voluto lasciare dopo la morte tramite suicidio medicalmente assistito. Era una donna che attendeva quella risposta, atteso per 8 mesi, a seguito della richiesta che ha fatto all'azienda sanitaria, e proprio nel momento in cui ci ha dato mandato anche per procedere per via giudiziaria e c'era la prima udienza a dicembre, l'azienda sanitaria ha risposto riconoscendo tutti i requisiti, quindi la sussistenza delle condizioni previste dalla Corte Costituzionale con la sentenza Cappato. Il caso di Vittoria è il quinto in Italia, il secondo in Veneto. È la seconda volta che l'US2, marca trevigiana, dopo il caso di Gloria nel 2023, ha fornito tutto il necessario per l'autosomministrazione del farmaco, ma non ha individuato dei medici che su base volontaria assistessero Vittoria nella procedura. Aiutata quindi da Mario Riccio, medico anestesista, consigliere generale dell'associazione Luca Coscioni. 8 mesi per una persona in quelle condizioni che reputa intollerabile la propria sofferenza sono tantissimi, diventano una tortura. È importante evidenziare che una normativa regionale interverrebbe affinché non ci siano 8 mesi di attesa. Dall'US2 solo poche righe dopo la morte di Vittoria. Per massimo rispetto della famiglia a cui l'azienda è vicina ed esprime le più sentite condoglianze, non saranno divulgate informazioni in relazione al caso, che ha seguito l'iter procedurale previsto dalla Corte Costituzionale. Dall'associazione Luca Coscioni, dopo il caso, la richiesta di una legge nazionale che fornisca tempi certi a chi vive nella sofferenza. Presto una legge nazionale che vada a eliminare anche le discriminazioni che sono rimaste in questo momento. Immaginiamo i malati che hanno tutte le condizioni ma non possono autosomministrarsi quel farmaco, rimangono prigionieri, appunto come scriveva Vittoria, con la sua famiglia che gli è stata vicino fino all'ultimo momento. In regia Mattia Pizzaia e Andrea Basso, vediamo la morte per malaria di una 58enne di Vigonza. Si tratta del secondo caso in Veneto, era appena tornato da un viaggio di lavoro in Africa. Una forma di malaria aggressiva che non gli ha dato scampo. Ha cominciato a sentirsi male nei giorni di Natale. Luigi Bovolenta, il 58enne di Vigonza, è morto in ospedale a Padova lo scorso 6 gennaio. L'agronomo era tornato il 19 dicembre dal Gabon, dove era stato per lavoro. Era un valutatore per la gestione forestale sostenibile per un organismo internazionale. I suoi viaggi nel bacino del fiume Congo erano frequenti. Le sue condizioni sono peggiorate il giorno di San Silvestre ed è stato poi trasferito nel reparto di rianimazione dell'azienda ospedaliera di Padova. Si parla di malaria cerebrale, che è la forma più grave di malaria e che è quella che purtroppo si accompagna anche a un maggior numero di decessi. Circa il 10-20% dei casi di malaria cerebrale sono casi fatali e in un altro 20-25% dei casi si hanno dei reliquati. La malaria non c'entra niente con la febbre del Congo, diciamo, è direi la parassitosi più diffusa nel mondo.
e soprattutto nelle aree dell'Africa, nelle aree subsahariane. I sintomi erano comparsi subito dopo il rientro in Italia. La diagnosi è arrivata attraverso i test medici che hanno confermato l'infezione. L'azienda ospedaliera ha inviato la relazione alla Regione Veneto e al Ministero della Salute. Gli esperti ricordano l'importanza della profilassi. La profilassi sicuramente è un dispositivo che abbiamo a disposizione che ci permette assolutamente di ridurre l'incidenza delle forme di malaria. Ovviamente alle volte può non essere sufficiente. L'importante, e questa è una raccomandazione che faccio in generale, è che chi torna dall'Africa o comunque da paesi dove sappiamo esserci endemica la malaria, si ricordino di questa cosa e si ricordino di dirla sempre ai medici con i quali vengono in contatto nel caso appunto di presenza di sintomi. I funerali di Luigi Bovolenta si svolgeranno sabato 11 gennaio alle 11 nella chiesa di Vigonza, dove il professionista, molto stimato, viveva con la famiglia, la moglie e i 2 figli. La morte di Luigi Bovolenta per malaria segue di appena un mese quella del trevigiano Andrea Poloni, 55enne, deceduto per complicazioni della medesima infezione dopo essere stato nella Repubblica del Congo. L'ULSEE Euganea è stata la prima ad essere interessata dal caso di malaria diagnosticato dall'equipe del pronto soccorso di Campo San Piero. Durante queste festività sono stati rilevati altri 2 casi di malattie di importazione da persone che sono rientrate da paesi tropicali. 44 casi di malaria negli ultimi 3 anni registrati tra Padova e provincia, 16 nel 2024, 21 nel 2023, 7 nel 2022, tutti in persone rientrate da aree del mondo dove la malattia è endemica. 43 i casi dall'Africa equatoriale e un caso dall'India. Morire di malaria è possibile ma estremamente raro, come spiegano i responsabili dell'ULSEE Euganea, che per primi al pronto soccorso di Campo San Piero hanno diagnosticato la malattia che ha portato alla morte Luigi Bovolenta, rientrato dal Gabon. È stato solamente uno il caso mortale, però diciamo, sono tutte delle situazioni infettive gravi che richiedono una tempestiva diagnosi ed una terapia appropriata. Questo è tanto più facile ovviamente quando è immediatamente riconosciuta la malattia, e quindi raccomandiamo sempre, quando si torna da viaggi internazionali in zone che possono essere endemiche per determinate patologie, di non trascurare i sintomi al rientro, ma di affidarsi alle cure del caso. Ovviamente non bisogna trascurare la profilassi. Prima e dopo i viaggi la malaria è causata da protozoi parassiti trasmessi all'uomo da zanzare femmine infette del genere dell'Anopheles. Nel periodo natalizio il Dipartimento di Prevenzione dell'ULSEE Euganea ha registrato, oltre al caso mortale di malaria cerebrale, anche un caso di dengue in un cittadino di rientro dal Pakistan e un caso di chikungunya di rientro dall'Uganda. Non sono solamente i viaggi internazionali che sono all'occhio dell'attenzione del Servizio Igiene e Sanità Pubblica. Abbiamo anche un caso di morbillo, qui è una persona adulta, ma ci preoccupa soprattutto la riduzione del numero delle vaccinazioni tra i bambini più piccoli. Ricordo che la vaccinazione morbillo parotite rosolia associata o meno alla varicella è una vaccinazione obbligatoria, ma nel tempo si è ridotta la sensibilità delle famiglie su questo tema. Ancora incidenti stradali, una tragedia a Bussolengo nel Veronese, 2 persone sono decedute nella fuoriuscita della loro auto lungo la strada regionale 11. La vettura sarebbe uscita di strada autonomamente senza il coinvolgimento di altre vetture. Sul posto i soccorritori del SUEM 118 con gli agenti della Polizia Stradale e dei Vigili del Fuoco. Le vittime sono 2 genitori di origine cinese. Il grave incidente è avvenuto poco prima della mezzanotte. L'uomo e la donna, rispettivamente di 32 e 31 anni, sono morti sul colpo nello schianto della loro auto che, uscita di strada, è andata a sbattere violentemente contro un albero. Ferita gravemente la figlia di 4 anni che si trovava sul sedile posteriore. La piccola è stata estratta dall'auto dei pompieri e trasportata dai medici a Verona all'ospedale di Borgo Trento.
E c'è stata una tragedia a Tarso. Angelo Franceschetti, 75 anni, storico ex barbiere del paese, è stato trovato senza vita nel ricovero attrezzi del suo podere. Con lui un agnellino ed entrambi probabilmente avvelenati dal malfunzionamento di un camino. Sentiamo. Ieri abbiamo parlato, parlato così, Angelo, tutto a posto, come facciamo da vicini, insomma. È ancora incredula la signora Rina per quello che è accaduto nel ricovero animali ed attrezzi davanti alla sua casa. Il vicino Angelo Franceschetti, 75 anni, storico ex barbiere di Tarso, è stato trovato senza vita dai carabinieri all'interno di questo locale. Ho visto pompieri, ambulanze, carabinieri, vigili, ho chiesto, ma si è fatto male? Tutto a posto, signora, tutto a posto, non ho chiesto nient'altro. Siamo tra le colline di via Castellich, quasi a confine con Corbanese, e qui Angelo Franceschetti si rifugiava quasi ogni giorno, partendo dalla sua abitazione di Conegliano o da quella che aveva davanti alla chiesa di Tarso. A dare l'allarme nella mattinata di mercoledì la moglie Santina, che prima ha chiamato tutti i locali del paese, poi i carabinieri, che hanno aperto il portone trovando i corpi senza vita di Franceschetti vicino a quello esanime di un agnellino. Ad ucciderli molto probabilmente il monossido di carbonio emesso da una stufetta è rimasto nel locale forse per il malfunzionamento di questo camino. Persona solare ed espansiva Angelo Franceschetti, come ricorda la vicina. Com'era come persona? Buonissima, io non posso dire proprio niente, anzi tutt'altro, gentilissimo. Infatti stamattina ho visto, guarda, è arrivato presto, ho detto Angelo, stamattina, perché ho visto la macchina. La presenza dell'auto di buon mattino indicherebbe che l'avvelenamento da monossido sarebbe già accaduto nella serata di martedì, anche se i vigili del fuoco non hanno potuto rilevare la presenza del gas, in quanto il locale era stato areato per permettere l'intervento dei soccorsi, purtroppo inutili. Franceschetti aveva già avuto a che fare col fuoco in questo edificio già nel 2018. Un incendio infatti aveva totalmente distrutto il fienile e parte del ricovero animali, dove erano morti carbonizzati un paio di maiali, oltre a conigli e pollame. E ancora qualche anno prima anche un'abitazione ad Arfanta di sua proprietà, poi venduta, era andata a fuoco. Angelo Franceschetti lascia, oltre alla moglie Santina, 2 figli e 3 nipoti che vivono in Australia. Servizio di Lucio Zanato, in aumento le truffe agli anziani, purtroppo nonostante gli appelli a fare molta attenzione. L'ultimo allarme arriva da San Giorgio in Bosco, dove gli episodi sono stati 2 in pochi giorni. Ancora un appello, si spera che venga finalmente ascoltato. Sentiamo il sindaco che parla. Le truffe agli anziani sono in aumento, lo certificano i dati dei carabinieri che dicono che le denunce sono aumentate nel 2024 dell'86% rispetto all'anno precedente. In questi giorni alcune segnalazioni arrivano da San Giorgio in Bosco nell'Alta Padovana, tanto che il sindaco Nicola Pettenuzzo ha lanciato l'allarme sui social avvisando i cittadini di fare attenzione ai falsi carabinieri al telefono. 2 i casi che sono stati segnalati in questi giorni con i malviventi che dall'altro capo del filo si spacciavano per carabinieri fingendosi il comandante della locale stazione, anche se a San Giorgio in Bosco non c'è la caserma dell'Arma. Il sindaco ricorda di non fornire mai informazioni sensibili al telefono, anche se i truffatori sono molto aggressivi, arrivando addirittura a minacciare l'interlocutore. L'appello alla cittadinanza del sindaco Pettenuzzo è quello di segnalare subito al 112 o alle autorità competenti questi casi. Servizio di Francesco Rattai, ci sono i finti carabinieri, fortunatamente ci sono quelli veri che hanno tracciato il bilancio del 2024, qui siamo nel comando provinciale di Padova. Crescono i reati, cresce il numero dei denunciati, è quanto emerge dal bilancio 2024 dell'Arma dei Carabinieri. A fronte di oltre 38.000 servizi di controllo in tutta la provincia di Padova, spicca per numero l'aumento delle denunce che coinvolgono minorenni, 379 nel 2024, più di una al giorno, a cui si aggiungono 29 arresti, un fenomeno da arginare con un ampio lavoro di prevenzione. Registriamo da parte dei minori diversi casi di furti, ma anche di rapine su
su strada, spesso ai danni dei coetanei. Ripetiamo, nella provincia di Padova non abbiamo riscontrato la presenza di baby gang strutturate con dei ruoli, con un'organizzazione gerarchica ben precise. Si tratta insomma di gruppi di giovani che spesso si aggregano per commettere dei reati, che hanno dei problemi probabilmente legati proprio agli aspetti di socialità, degli aspetti relazionali. Ad aumentare sono anche i reati di genere. Sara, Giada e Nicoletta sono 3 le donne uccise dai compagni arrestati nel 2024, ma i casi seguiti dai carabinieri sono stati quasi 900, con una crescita del 45%. Sono dati che io trovo anche in parte positivi, perché da una parte c'è un'emersione del fenomeno, soprattutto da parte delle donne che sono maggiormente invogliate a denunciare. Vuol dire che la legislazione che è vigente funziona, è efficace e consente soprattutto di mettere in sicurezza la vittima, quindi adesso uscire di casa non sono più le vittime ma sono i maltrattanti. I dati parlano anche di un aumento del 120% degli incidenti stradali mortali, con 22 vittime. Presenti anche le specialità dell'arma. I carabinieri del NAS hanno lavorato su diversi fronti, da un imponente sequestro di fitofarmaci all'ispezione in 3 asili nido per arrivare ai bed and breakfast abusivi. C'era questa prolificazione di questi alloggi brevi che sfruttavano anche i cittadini, magari mettendo meno prezzo rispetto a chi ha l'autorizzazione, quindi con queste norme magari c'è anche una normativa in più che permette di fare controlli più mirati e quindi avere anche delle misure più restrittive per far rispettare le regole. Sul fronte del lavoro, oltre 200 le ispezioni dei carabinieri del NIL, il nucleo Ispettorato Lavoro di Padova. Nel mirino la sicurezza delle attività e il lavoro in nero. Su 360 aziende ispezionate, circa un terzo risulta irregolare, di cui 93 in nero. Continuano i furti nelle abitazioni e 3 ladri albanesi questa volta però sono stati arrestati nelle loro case, recuperata refurtiva di precedenti furti. Non ha ignorato quell'uomo accovacciato sul balcone della vicina di casa, non ha fatto finta di nulla ma ha chiamato la polizia facendo arrestare 3 ladri albanesi. La reazione pronta di una residente di via Bernardi a Padova ha permesso di fermare una banda di predoni. L'arresto sabato sera, quando la polizia arriva sul posto, nota subito un ragazzo fermo in strada, il palo della banda che tenta di avvisare via telefono i complici, che invece si trovano all'interno dell'appartamento dove sono stati bloccati dalla pattuglia della polizia e dei carabinieri. Incappucciati e con i guanti per non lasciare impronte, stavano cercando di fuggire attraverso il cortile, ma sono stati raggiunti dopo un breve inseguimento. In tasca cacciaviti, gioielli in oro e 250 euro in contanti appena rubati. Portati in questura sono stati identificati. Si tratta di 3 cittadini albanesi di 21, 22 e 28 anni, domiciliati a Padova, il più giovane con precedenti. Nelle abitazioni di 2 di loro sono stati recuperati una decina di orologi e qualche oggetto di bigiotteria che potranno consentire agli investigatori di risalire ad altri furti commessi dalla stessa banda nelle scorse settimane. Si tratta del terzo gruppo di ladri albanesi fermati in poche settimane dalla polizia di Padova. Sono sotto shock i titolari e la cliente di una tabaccheria di Piavon di Oderzo che è stata assaltata da 4 banditi armati. Non ci hanno fatto niente, questo è l'importante. Guardate, la cosa più importante è che non ci sia successo nulla. Sono cose da dimenticare presto. Katiuscia Zuccone è la titolare della storica tabaccheria Piavon di Oderzo, evidentemente ancora scossa per l'incubo vissuto, ma anche consapevole che fortunatamente nessuno è rimasto ferito durante la rapina nel suo negozio. Lei insieme al marito era dietro al bancone quando intorno alle 18:50 4 uomini con mani e volto coperti hanno fatto irruzione, 2 armati, di mitra e di un'arma compatibile con quelle in dotazione all'esercito. Abbiamo sentito una grande frenata e sono appunto entrati, erano comunque completamente coperti, quindi irriconoscibili, e ci hanno detto di stare tranquilli, che non ci avrebbero fatto nulla, e questa cosa, vi ripeto, credetemi, quando hai un'arma puntata
ti devi sentire un po' sollevata. Marito e moglie sono stati spinti contro il muro in un angolo, mentre un rapinatore li teneva bloccati, un altro portava via parte del registratore di cassa dopo averlo svuotato dei soldi presenti, 300-400 euro, l'incasso della giornata. E poi purtroppo c'era una signora ancora all'interno del negozio alla quale hanno strattonato e preso la borsa. Basta, poi se ne sono andati, è durato veramente poco, però intenso. I carabinieri che indagano sul colpo hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della tabaccheria per poter risalire alla banda. Per Katiuscia Zuccone non è la prima rapina di cui è vittima. 30 anni fa, infatti, quando lavorava in un negozio d'abbigliamento, si era vista puntare una pistola alla tempia da un bandito. Come si ritorna al lavoro? Allora, si ritorna al lavoro con un po' di paura. Con un po' di paura, ma speriamo, ripeto, guardi, la cosa che io spero è che questa esperienza non la provi nessuno. Avete deciso oggi di tenere aperto per i vostri clienti che sono venuti qui a portare solidarietà? Anche per noi stessi, perché comunque ritornare subito è meglio. Paura ma anche rabbia e sdegno dei cittadini di Piavon. Sentiamo le loro voci. Ieri sera devo dire che stavo per venire, mi ritengo fortunata perché non per niente, ma sai, non sai mai magari cosa può succedere. Immagino che siano molto scossi e non è un bel vivere, non è un bel lavorare. Questa signora è una cliente abituale della tabaccheria Piavon, solitamente arriva qui proprio poco prima della chiusura serale, nello stesso orario in cui i banditi sono entrati in azione. Per questo ora si sente fortunata a non essere stata presente al momento della rapina. Lei, come tanti altri cittadini di questa piccola frazione di Oderzo, in mattinata è arrivata in via Maggiore per portare a Katiuscia Zuccone e al marito la propria solidarietà. Sono abbastanza scossi e insomma, è andata bene perché ha mantenuto il sangue freddo sia loro che i rapinatori. Sono storici, sono anni che sono qua. Per quello dispiace ancora di più. Sono di famiglia ormai. Anche per continuare ad offrire il consueto servizio ai clienti, la coppia ha deciso di aprire la tabaccheria nonostante l'incubo vissuto. Hanno fatto bene perché se si fanno vedere intimoriti non vanno avanti. Hanno fatto bene, sono coraggiosi, è giusto che sia così e penso che tutti vengano a dare un po' di solidarietà perché se lo meritano. Brave persone meritano di lavorare, non meritavano questo assolutamente. Quanto accaduto ha lasciato un segno non solo nei titolari ma anche nei cittadini di Piavon sconvolti per le modalità d'azione dei rapinatori. In questi periodi qua duri così, trovarsi qui nei piccoli paesi con queste situazioni non è facile. In un paesino piccolo e quello ha lasciato tutti un attimino basiti perché non è una cosa da niente, insomma, c'è da avere paura a questo punto perché non so qua cosa può succedere, non so a cosa andiamo incontro a questo punto. Siamo un po' così sul preoccupato perché ieri qui in tabaccheria, poco prima di Natale, dal supermercato c'è stato un altro furto, quindi insomma c'è una serie di furti proprio anche mentre c'è la gente in giro e questo fa preoccupare. Mi sembra un Far West, bisogna che tutti quanti inizino a prendere un po' le redini di questa situazione, perché se ci sono così tanti furti vuol dire che c'è un malessere. Iniziamo a tagliare da qualche altra parte per far vivere meglio la gente. Conferenza stampa della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni non si è sbilanciata sulla questione del terzo mandato su cui prenderà una decisione il governo questa sera alle 18. Vediamo il titolo del Gazzettino: elezioni in Veneto, Meloni sul candidato di Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia dovrà essere tenuta in considerazione, ne parleremo con gli alleati. Questo ha detto Giorgia Meloni nella conferenza stampa di questa mattina. Ancora cronaca con il violento incendio nella notte all'ex agriturismo Arianna di via del Carmine al confine tra Bassano e Rosà. Le fiamme hanno reso la struttura inagibile. Sulle cause del rogo nessuna pista viene esclusa al momento. Le fiamme nella notte si sono alzate intorno alle 2:30, un rogo violento che si è divorato l'ex agriturismo Arianna in via del Carmine al confine tra Bassano e Rosà. A dare l'allarme la famiglia Fantinato che viveva in un'ala di questo stabile che l'incendio ora ha reso inagibile. Questa notte qui in via del Carmine a Rosà sono arrivati i vigili del fuoco, oltre che dal distaccamento di Bassano del Grappa, anche da Vicenza Schio e i volontari di Tiene.
Le fiamme sarebbero partite dal portico esterno dove si trovavano parcheggiati diversi mezzi agricoli d'epoca. Poi si sono propagate molto velocemente anche all'interno dell'edificio, una struttura di circa 400 metri quadrati. Lo stabile è una struttura che c'è molto legno, di soppalchi in legno, quindi anche questo ha portato questa velocità della propagazione dell'incendio. Le temperature sono state elevate perché il carico di incendio era abbastanza importante, quindi avevamo parecchie attrezzature agricole con trattori, macchine d'epoca, moto, e quindi l'incendio è stato abbastanza aggressivo. A rendere la situazione ancora più rischiosa la presenza di alcune bombole di GPL all'interno del magazzino. C'erano delle bombole di GPL che sono state portate all'esterno dai colleghi che sono intervenuti questa notte, però non escludiamo nessuna pista attualmente. I vigili del fuoco, i carabinieri, sono infatti a lavoro in queste ore per fare luce sulle cause dell'incendio. Le cause le stiamo adesso verificando noi col NIA di Vicenza. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, molto scossi i componenti della famiglia Fantinato che non hanno voluto rilasciare dichiarazioni. Sul posto sono arrivati alcuni parenti e qualche amico per dare una mano nel tentativo di recuperare qualche indumento e degli effetti personali. Servizio di Monica Smidler. Adesso andiamo in diretta da Omar Costantini a San Giorgio di Nogaro perché un tir si è schiantato contro un casello dell'autostrada A4. A te Omar. Sì, grazie direttore per la linea. Siete collegati in diretta con il casello autostradale dell'A4 di San Giorgio di Nogaro, anche se territorialmente cade sotto il comune di Porpetto. Intorno alle 10:30 di questa mattina un mezzo pesante che stava entrando in autostrada e stava arrivando dalla nuova variante alla strada provinciale che collega direttamente alla zona industriale dell'Aussa Corno, all'improvviso, proprio grazie ad Alessandro Fiermonte, possiamo farvi proprio in presa diretta un po' la cronologia di quello che è accaduto. Il camion stava entrando, poi proprio all'altezza dove vi sto indicando io adesso col dito, all'improvviso il mezzo ha perso si è reso ingovernabile da parte dell'autista e ha abbattuto, come vedete, lo spartitraffico che divide i due caselli di entrata, abbattendo anche la torretta che rileva il passaggio del telepass e fermandosi proprio in mezzo. Per fortuna, va detto, non ci sono feriti, lo stesso autista è uscito dal mezzo illeso, non ci sono stati altri mezzi che magari in quel momento potevano entrare in autostrada coinvolti. Chiaramente i danni sono ingenti. Il mezzo pesante è stato rimosso pochi minuti fa e trasferito in un'officina specializzata per quanto conviene, insomma, tutto il discorso relativo alla sua sistemazione. Al momento, ripetiamo, il casello di San Giorgio di Nogaro in entrata autostrada sia per chi deve raggiungere Trieste o Udine o viceversa Venezia è al momento chiuso. I tecnici di Autostrade Alto Adriatico stanno lavorando celermente per cercare di riaprire almeno l'entrata di destra, quella che è solitamente riservata a coloro che non utilizzano il telepass, che è quella meno, tra parentesi, meno danneggiata, mentre chiaramente quella di sinistra, che è riservata al servizio telepass, avrà tempi più lunghi. Ci si augura, insomma, che in giornata almeno un ingresso sia aperto alla regolare circolazione. Questo è un tratto autostradale un po' particolare perché solitamente viene servito dai mezzi commerciali, perché da qui i mezzi pesanti raggiungono l'Aussa Corno da una parte, Porto Nogaro, collegamento diretto con il porto di Monfalcone per il famoso trasporto delle brame, perché da un po' c'è il divieto lungo la strada statale 14. Ripetiamo, per fortuna non ci sono feriti, solo danni materiali, ma potete soltanto immaginare il caos che si è creato per chi deve immettersi in autostrada, che lo può fare soltanto raggiungendo o Palmanova oppure il casello di Latisana. Da Porpetto, casello di San Giorgio di Nogaro è tutto, ripasso la linea al direttore per la prosecuzione della trasmissione. Grazie Omar Costantini, l'inviato di Media Nord Est della nostra redazione di Udine.
Allora, passiamo alla morte di Giordano Sanginiti, uno studente di medicina che è finito con la sua moto in una buca lungo la strada regionale 308 tra i comuni di Cadonega e Campodarsego. Sono stati rinviati, è stato chiesto il rinvio a giudizio per 2 funzionari di Veneto Strade. Sarà il GUP del Tribunale di Padova a decidere il 4 febbraio prossimo se 2 funzionari di Veneto Strade dovranno andare a processo per la morte di Giordano Sanginiti. Ironia della sorte, era il 4 febbraio 2023 quando lo studente di medicina che viveva a Mirano nel Veneziano con la famiglia, mentre percorreva con la sua moto la strada 308 del Santo, ha perso il controllo del mezzo dopo essere finito in una buca ai confini tra i comuni di Cadonega e Campodarsego. Un incidente che non gli aveva lasciato scampo. Da subito i genitori avevano chiesto giustizia e si erano affidati allo studio 3A. A quasi 2 anni dalla morte, la perizia disposta dal tribunale ha stabilito che lo studente indossava regolarmente il casco e percorreva la strada a una velocità consentita. Nel mirino quindi proprio una maledetta buca che infatti pochi giorni dopo Veneto Strade aveva provveduto a rattoppare lungo la strada posizionando cartelli segnalatori fino a quel momento mancanti. I 2 funzionari, un 39enne di Zelarino e un 61enne di San Donà di Piave, sono accusati di omicidio stradale. Vogliono a tutti i costi sapere la verità sulla morte del loro figlio Alex Marangon, 25enne di Marcon, ritrovato senza vita nel Piave dopo un rito sciamanico all'abbazia di Vidore. I genitori sono stati ospiti del vice direttore Ferdinando Avarino a Ring su Antena 3. Vediamo. Non è possibile che dopo quasi 7 mesi, non ci siano risposte. La mancanza di risposte, l'esito degli esami tossicologici che ancora non c'è. Ospiti di Ferdinando Avarino a Ring, Sabrina Bossere, Luca Marangon, genitori di Alex, il 25enne che ha perso la vita a fine giugno all'abbazia di Vidor, chiedono di sapere come è morto loro figlio. Non siamo riusciti a parlare con investigatori e procura, un'attesa estenuante, dicono, come estenuante è la ricerca della verità. I Marangon ripercorrono quei giorni, la scomparsa di Alex, le ricerche, le indagini. Non hanno fatto test sui partecipanti, che il giorno che noi siamo arrivati Luca gli ha detto non lasciateli la via, fategli degli esami anche a loro. Quando noi abbiamo detto guarda che si usavano queste sostanze qua, li fate andare via, puntano solo su Alex. Cosa vuol dire? Che Alex ha preso questa sostanza e non, ha dato di matto, si è buttato giù come loro volevano far credere. Ma se allora sul piatto a bilancia mettono anche qualcun altro che ha preso questa sostanza e può avergli fatto del male. Mostrano la foto dell'interno dell'abbazia in cui stava per svolgersi il rito sciamanico. Vorrei capire dove sono finiti tutti quei secchi, tutte quelle bottiglie, tutte quelle cose che hanno usato. Io vorrei capire se chi ha investigato li ha trovati, perché se le trovavano tutte quelle bottiglie, tutti quei secchi, trovavano anche tutte le prove. Erano 4-5 persone quindi al massimo. sono rimasti a tutti cercarlo, a cercarlo. non a gruppi o tutti, intende dire. Mamma e papà ne sono convinti, nessun suicidio, qualcuno la morte di Alex l'avrebbe provocata per poi coprire tutto. Hanno proprio fatto una bella messa in scena, con proprietario seduto sul divano, con il figlio che correva in bicicletta e un momento va sopra il materassino. Il medico dell'obitorio si è sbilanciato quando siamo andati a riconoscere il corpo e ci ha detto che assolutamente non era un corpo che è stato 3 giorni in acqua. Quindi vuol dire che è stato deposto dopo. 7 mesi senza risposte per non far emergere, dicono Luca e Sabrina, verità scomode. Secondo me c'è gente importante che si vuole proteggere. Gente importante, non erano ragazzi, lui era l'unico ragazzo lì. Vabbè, io so che cioè tutti adulti e anche di una certa posizione. Esatto. Esatto. Chi partecipava, io dico parlate perché comunque non venite indagati. Aiutateci ad arrivare alla verità. Aiutateci. L'appello dei genitori di Alex Marangon. Andiamo a Bassano del Grappa dove c'è un problema sicurezza con una chiusura di altri bar. Vediamo.
Errare è umano, perseverare è diabolico, ed è proprio la condizione della recidiva dei precedenti a pesare su quelle che sono le sanzioni per alcuni locali di Bassano chiusi perché hanno somministrato alcolici ai minorenni. Il locale alle mie spalle, già chiuso per 15 giorni su disposizione del questore poco prima di Natale, è stato sanzionato di un'ulteriore supplettiva chiusura di altri 15 giorni, chiusura che però al momento è sub iudice da parte della prefettura. Quindi si sta valutando se mantenere questa misura applicata dall'amministrazione comunale, una misura in più che si aggiunge a quella arrivata dalla questura prima di Natale, oppure togliere i sigilli e riaprire l'attività. Diversa la situazione per quest'altro locale che vedete alle mie spalle. Qui, visto l'alto numero di segnalazioni di precedenti, almeno 8, è stata disposta dall'amministrazione una chiusura supplettiva di 45 giorni. Il titolare dell'attività non ha presentato ricorso. Noi abbiamo raccolto a riguardo le parole dell'assessore alla sicurezza di Bassano, Alessandro Campagnolo. Il questore ha emesso le rispettive ordinanze, in particolare per il why not e l'opuliamia. Noi siamo intervenuti con una sanzione accessoria in base alle recidive. È chiaro che fa rumore una situazione del genere, ma si sta semplicemente rispettando la legge e si sta facendo funzionare la procedura. Quindi questo è un avviso per tutti gli altri locali. Oltre a fare i controlli sistematici ai locali pubblici a tutela dei minori, quindi c'è un divieto assoluto di somministrazione alcolica ai minori, bisogna regolarsi. Bisogna stare attenti anche a tutti i sistemi che i minori possono mettere in campo per riuscire ad avere gli alcolici fuori dal locale, lì nelle immediate vicinanze. Noi ci stiamo guardiamo esattamente quello che succede e continueremo a farlo, quindi non è cattiveria verso gli esercenti, semplicemente stiamo facendo rispettare la legge. Stiamo facendo rispettare la legge, parleremo ancora di sicurezza con il sindaco di Treviso e presidente dell'ANCI Mario Conte, tra poco qui in diretta in studio. Pubblicità, state con noi. In diretta con Focus TG, ospite il sindaco di Treviso e presidente dell'ANCI Mario Conte. Sindaco. Grazie direttore per l'invito e buongiorno a tutti. Grazie, bentornato. Allora, è appena uscito da un altro vertice sulla sicurezza. Le chiedo subito le novità, no? Non ci sono zone rosse, se ho capito. No, non ci sono zone rosse così come sono state interpretate dal Ministero, e questo devo dire che è un bel segnale per la nostra comunità, nel senso che ci sono state delle situazioni ovviamente spiacevoli, a partire dall'episodio di via Castelmenardo, sul quale dobbiamo lavorare per migliorare la qualità della nostra città. È altrettanto vero che le zone rosse identificano un livello di pericolo che è identificativo di altre città e non certo della città di Treviso, però questo non significa che abbassiamo la guardia, significa che lavoreremo comunque sul regolamento comunale per intensificare in alcuni quadranti della nostra città i controlli mirati da parte delle forze dell'ordine, che ringrazio perché stanno facendo davvero un lavoro straordinario. Purtroppo siamo finiti alla ribalta anche nazionale per alcuni episodi spiacevoli dei quali non siamo abituati e non vogliamo abituarci, però devo dire che il lavoro che le forze dell'ordine supportate dalla polizia locale stanno facendo
fa sì, e questa è forse la notizia più bella che porto oggi, è che Treviso si conferma certamente la città più sicura del Veneto. Lo dicono i dati reali delle denunce, delle rapine, dei furti. Ovviamente c'è un trend in alcuni casi in leggero aumento, così come sta succedendo in tutta Italia. È altrettanto vero che Treviso, grazie alla presenza delle forze dell'ordine, grazie alla presenza di una rete di videocamere di sicurezza molto intensa, perché siamo a oltre 200 telecamere installate nel territorio comunale, si difende davvero bene. Questo non significa sottovalutare la percezione di sicurezza, però dobbiamo dire chiaramente ai nostri cittadini che al netto degli episodi spiacevoli che sono successi, noi continuiamo ad essere realmente una città molto sicura. Però l'impegno, e ho chiesto questo sia al questore che al prefetto, deve essere quello di continuare ad alzare questa asticella, perché pretendo che i nostri cittadini si sentano sicuri sia da un punto di vista reale che da un punto di vista della percezione. Ecco, Sindaco, io adesso non è per fare una sviolinata al Sindaco, ma vivo a Treviso da 4 anni, devo dire che è una città assolutamente tranquilla, salvo episodi sporadici che purtroppo ci sono in un'altissima percentuale in altre città. Sì, noi lavoriamo per prevenire questi episodi. Ovviamente una città che è fatta di turisti, di visitatori, di gente di passaggio, è una città anche che ha un alto tasso di immigrazione, tant'è che il grido d'allarme mio nei giorni scorsi è perché evidentemente i dati relativi ai reati, se vediamo la comunità carceraria, se vediamo le bande che stanno caratterizzando con furti la nostra provincia più che la città, perché la città è stata abbastanza sfiorata da questo fenomeno, tendenzialmente sono tutti stranieri. E quindi ho chiesto al Ministro Piantedosi, conoscendo la sua sensibilità e il suo grande impegno sul tema, di venire a verificare, perché Treviso, tra i centri di accoglienza, tra essere meta della migrazione della rotta balcanica, come gli episodi che abbiamo visto con il Parco Appiani, eccetera, in questo momento ci sono troppi stranieri su una città che ha già dato molto da un punto di vista dell'integrazione, perché voglio ricordare anche questo, proprio per fugare ogni dubbio, Treviso è una delle città a livello nazionale col maggior tasso di integrazione. Significa che chi viene a Treviso con la voglia di integrarsi, di rispettare le regole, di darsi da fare, di rispettare gli usi e costumi della comunità ospitante e viceversa, qui viene accolto e ha la possibilità di costruirsi anche un futuro. È altrettanto vero che dobbiamo dirlo a gran voce, che chi invece viene qui con altre intenzioni non trova spazio. E questo lo dobbiamo arginare, lo dobbiamo dire con le forze dell'ordine, quindi ho chiesto di incrementare gli organici delle forze dell'ordine, ma soprattutto serve anche una revisione normativa che veda coinvolti sia i giovanissimi e sia gli extracomunitari. Qui noi chiediamo la certezza della pena, perché è inutile dirlo, però se noi parliamo con i nostri cittadini, in Italia vige la certezza della non pena, perché tendenzialmente qui vengono a rubare, a saccheggiare, a delinquere, perché tendenzialmente sanno che succede poco. E questo è un messaggio brutto che noi dobbiamo invertire, e lo si inverte modificando le norme, incrementando le forze dell'ordine, dando loro strumenti per poter agire, per garantire la sicurezza, e soprattutto chiediamo certezza della pena. Se sbagli devi pagare, e se sbagli e sei uno straniero, la pena te la vai a consumare nel tuo di paese e non a carico dei cittadini italiani. Ecco, in effetti non c'è provincia del Veneto che si sia sottratta alle razzie di bande di predoni, queste soprattutto arrivate dall'est. La Marca è stata pesantemente colpita. Anche qui, per fortuna, la città ha retto, ma non è stata esente da situazioni spiacevoli, perché qualche cittadino mi ha evidenziato e ha denunciato degli episodi di furti. Devo dire che la città, che è dotata di videocamere di sorveglianza e targa system in tutte le strade di accesso al territorio comunale, è comunque
considerata per coloro che vengono a delinquere una città da evitare, perché qui le tracce del tuo passaggio le lasci sempre e quindi poco male se vieni a Treviso per visitare i musei o per vedere le nostre bellezze, se invece vieni qui per delinquere una traccia del tuo passaggio la lasci comunque ed è molto rischioso anche per loro, tant'è che evitano tendenzialmente la città di Treviso. Però questo non deve farci sottovalutare il tema. Io ricordo sempre che la percezione di sicurezza è un elemento importantissimo. I cittadini, oltre a vivere in una città realmente sicura, devono anche sentirsi sicuri. E gli episodi, gli ultimi che sono successi, da quello di via Castelmenardo alle risse in stazione degli stranieri, hanno minato questa percezione di sicurezza. Per invertire questa tendenza dobbiamo agire con una presenza capillare delle forze dell'ordine, possibilmente appiedate, cioè che instaurino un rapporto con il cittadino e poi con un lavoro che deve essere fatto soprattutto dal governo, dove i cittadini si sentono tutelati dallo Stato e se qualcuno sbaglia paga. Ecco, abbiamo visto, tra l'altro, Sindaco, nelle grandi città gravi episodi a Milano e in altre grandi città, nelle metropoli, con quello che in Francia è stato definito da anni il fenomeno delle banlieue. C'è questo rischio, diciamo, anche per città meno grandi? Ma diciamo che noi siamo un po' più indietro rispetto alle grandi città da un punto di vista di questa fattispecie di problema. È altrettanto vero che non vogliamo avvicinarci a quel tipo di problema e per agire e per evitare quelle situazioni dobbiamo certamente lavorare sull'integrazione, però ricordo anche che un processo di integrazione adeguato si sviluppa se i numeri sono gestibili, perché a fronte di una presenza troppo elevata di comunità straniere che non hanno la stessa nostra sensibilità, la stessa nostra cultura e soprattutto non hanno esattamente l'intenzione di integrarsi a noi per motivi religiosi, per motivi culturali, per un sacco di motivi, credo che noi dobbiamo fare grande attenzione. Forse negli anni è stata lasciata troppo andare da un punto di vista della gestione migratoria la situazione, tant'è che oggi cominciamo a soffrire. Ricordo che quando io ero piccolo nelle scuole non c'era nessun straniero, poi cominciava verso gli ultimi anni a esserci magari la presenza di uno in una classe. Se oggi andiamo a visitare le classi dei nostri bambini, 7 su 10 sono stranieri e non è necessariamente un problema, però è altrettanto vero che serve un vero processo di integrazione. Allora dobbiamo limitare i numeri, soprattutto di quelle comunità che non vogliono integrarsi. Proprio domenica c'è stata la messa dei popoli del Vescovo Michele, dove io ogni anno partecipo, e ci sono state comunità dai filippini, anche comunità africane, i moldavi, i rumeni, che si sono perfettamente integrati negli anni e oggi sono parte integrante della nostra comunità. È altrettanto vero che stiamo vivendo una serie di criticità legate a delle comunità che invece non hanno la stessa volontà di integrazione, o una parte di quella comunità, perché poi non è nemmeno giusto fare di tutta l'erba un fascio, però servono regole chiare e credo che oggi questa sovrapposizione di culture in un paese dove non ci sono delle regole ben definite e soprattutto rispettate da tutte, a partire da noi, credo che sia molto pericoloso. Allora chiedo davvero al governo di rivedere innanzitutto i flussi e soprattutto di ristabilire le regole del gioco. Una comunità che è cambiata richiede nuove regole e per avere queste nuove regole ci vuole una volontà politica forte, però credo che il governo abbia gli strumenti per poter dar risposta ai territori. Tra l'altro voglio dire, uscendo anche dal dibattito politico, perché i problemi che stiamo vivendo di integrazione nei nostri territori riguardano i comuni di centrodestra e di centrosinistra, anzi forse sono molte volte proprio quelli di centrosinistra che oggi forse rimpiangono un po' un certo buonismo attuato politicamente e oggi si leccano un po' le ferite. Sindaco, allora parliamo così di politica anche così in vista delle elezioni regionali. Non si sa ancora se si svolgeranno nel 2025 a fine anno oppure nella primavera del 2026. Oggi c'è il Consiglio dei Ministri che decide sul terzo mandato, cioè sulla legge regionale campana che ha permesso a De Luca di chiedere un'altra, di stare al proprio posto. Pare che il governo intenda
intenda impugnare questa legge, ovviamente con riflessi sulla vita permanere o meno di altri governatori come Luca Zaia e Massimiliano Federica. Di lei è stato fatto il nome nel caso non fosse possibile al Presidente Zaia restare in regione. Sono ovviamente lusingato di vedere il mio nome accostato ad un ruolo così importante, però credo che oggi sia abbastanza prematuro parlare di nomi, soprattutto nel momento in cui tutti noi speriamo che possa essere ancora il Presidente Luca Zaia a rappresentare i veneti, ma perché noi parliamo con lo stesso cuore, la stessa anima dei cittadini veneti che oggi ci dicono che Zaia è il Presidente più amato a livello nazionale. Non a caso, se i risultati e la sua immagine è così gradita alla gente, significa che sta lavorando bene. Quindi noi lavoriamo e speriamo che possa essere ancora Luca Zaia il nostro candidato. È altrettanto vero che se arriverà uno stop normativo, come tra l'altro ormai mi pare di capire sia orientato il governo, noi comunque siamo pronti, perché la volontà della Lega è quella di dare continuità amministrativa al mandato Zaia. Non so dirvi con chi, se con me o con qualche altro esponente del nostro partito, perché la mia fortuna è che milito in un partito che è quello della Lega, che tra le sue file ha decine di ottimi sindaci, a consiglieri regionali, ad assessori regionali che hanno lavorato tra l'altro al fianco del Presidente Zaia, parlamentari, europarlamentari, quindi c'è davvero uno schieramento importante anche di possibili candidati, e quindi parlare oggi di chi potrà interpretare la prossima candidatura è prematuro. Noi dobbiamo lavorare sui temi, lo dobbiamo fare per rispetto nei confronti dei veneti. Speriamo di poterlo fare anche in coalizione, nel senso che ovviamente c'è grande dibattito politico, perché da Fratelli d'Italia a Forza Italia, così come gli esponenti del centro, ognuno di noi porta avanti delle proprie legittime ambizioni. Sul tavolo della trattativa però la Lega porta una cultura politica amministrativa importante. Io rappresento 560 sindaci veneti che da sempre hanno i conti in ordine, quindi c'è una cultura amministrativa importante. La stragrande maggioranza di questi sindaci sono marchiati Lega, perché più di 200 sindaci in Veneto sono leghisti, e credo che questo sia un marchio di qualità e soprattutto un peso specifico politico importante da portare al tavolo della trattativa, tant'è che ci sentiamo forti di pretendere e chiedere a gran voce che la guida della Regione Veneto rimanga in casa Lega. Sindaco, sentiamo cosa ha detto poco fa Giorgia Meloni in una conferenza stampa nell'aula dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati sulla questione terzo mandato. Vediamo. Si valutano le possibilità di una sorta di election day, non quest'anno ma la prossima primavera, per riallineare le scadenze dopo la pandemia, sia soprattutto sul Veneto, dove Matteo Salvini ha già detto che chiederà per la Lega la candidatura. Lei pensa che sia Fratelli d'Italia a dover esprimere la candidatura in Veneto? Grazie. Io penso che quella di Fratelli d'Italia sia un'opzione che deve essere tenuta in considerazione, ovviamente. Penso che su queste vicende però si debba discutere con grande serenità con gli alleati, ed è quello che faremo. Ci saranno diverse elezioni regionali ampie quest'anno, importanti, delicate, e quindi noi abbiamo già cominciato a parlarne con Matteo Salvini, con Antonio Tajani, con gli altri, e continueremo a farlo. Non penso che su questo, non me ne vorrete, il dibattito per il tramite della stampa aiuti, perché alla fine, come abbiamo sempre fatto, valutiamo su ogni regione quelle che sono le condizioni migliori e su quelle operiamo. Chiaramente l'obiettivo per noi è soprattutto vincere le elezioni, cercare di dare ai cittadini di queste regioni quella che crediamo sia la proposta migliore. Però io ragiono così, ecco, non ho mai amato, e non lo faccio adesso, neanche adesso, il fatto che ci si dica per il tramite della stampa io.
non è il modo giusto di procedere secondo me, quindi penso che ne parleremo prima noi e poi se riusciremo lo comunicheremo alla stampa una volta che lo abbiamo deciso. Si aveva detto quest'anno, no? Questa è già una notizia in qualche modo. Sì, mi pare anche a me di aver capito questo, nel senso che adesso non lo so se poi nel Consiglio dei Ministri verranno fuori novità, però forse anche in continuità con quanto aveva sostenuto il Ministro Ciriani, mi pare di capire che non sia previsto lo slittamento al 2026, anche se anche in questo caso io ritenevo corretto uno slittamento, uno perché ci sarebbe stato un allineamento calendariale che consentiva anche di risparmiare delle risorse importanti da un punto di vista finanziario per i conti pubblici, e poi anche per dare la possibilità di completare un percorso amministrativo che porta alle Olimpiadi, non il premio al presidente Zaia che ha voluto le Olimpiadi, però chi sta gestendo, organizzando e predisponendo tutte le attività per le Olimpiadi poteva completare un percorso amministrativo che quindi poteva essere anche la chiusura di un cerchio importante. Però mi pare di aver capito che le elezioni saranno quest'anno. Ovviamente non mi aspettavo delle dichiarazioni diverse dalla Presidente Meloni sul fatto che Fratelli d'Italia è un'opzione che deve essere considerata. Io aggiungo la Lega è un'opzione che deve essere considerata, soprattutto in virtù di quello che dicevo prima. Qui c'è una classe amministrativa capace, targata per la stragrande maggioranza a guida leghista, lo dimostrano i sindaci, gli amministratori locali. Ovviamente io rappresento 560 sindaci che sono di tutte le forze politiche, però se c'è una forza predominante da un punto di vista amministrativo è la Lega, e credo che questo sia un elemento molto forte da far pesare sul tavolo del centrodestra. Ecco, proprio il ministro Ciriani ha un po' dato fuoco alle polveri l'altro giorno dicendo no, la presidenza del Veneto spetta a Fratelli d'Italia, poi si sono aggiunti tanti esponenti di Fratelli d'Italia qui in Veneto. Si riuscirà poi secondo me a trovare una quadra, perché poi si dice anche decideranno tutto i tre Meloni, Tajani e Salvini, il quale, stando così, una delle interpretazioni, una delle letture, preferirebbe mantenere, diciamo, fare in modo che la Lombardia vada a Fratelli d'Italia per non perdere il consenso in Veneto, che perderebbe se, diciamo, non fosse in grado di mantenere qui appunto. Diciamo che questa chiave di lettura è possibile ovviamente, però non posso né confermarla né smentirla, perché non sono nella testa del segretario Salvini, con il quale tra l'altro mi sono confrontato prima delle vacanze di Natale e mi aveva ribadito la volontà di mantenere la guida leghista compatibilmente con quelle che erano delle trattative, giustamente, che lui fa a livello nazionale. Non mi piace l'idea che comunque i veneti vengano completamente estromessi dalla scelta del candidato, quindi è vero che verrà tutto deciso da un tavolo nazionale, ma è altrettanto vero che questo tavolo nazionale non può non tener conto delle sensibilità territoriali, anche perché saranno i veneti poi ad esprimere con il loro voto, ed ha ragione il presidente Zaia che i candidati imposti rischiano di non piacere, e quindi bisogna fare molta attenzione, perché secondo me, tolto Zaia dalla partita, fermo restando che Zaia sarà uno schierato da parte della Lega, è altrettanto vero che la partita non è così scontata, cioè che vince automaticamente il centrodestra. Bisogna costruire un programma credibile, bisogna interpretare le esigenze dei veneti, bisogna dare una visione di Veneto e bisogna scegliere anche il miglior candidato. Quindi la partita è tutt'altro che scontata, va giocata con grande rispetto e possibilmente con la miglior formazione. Per questo noi della Lega, che tra l'altro, voglio dire, per la Lega questa è la partita delle partite, mentre per Fratelli d'Italia è una delle partite, ed è ovviamente una partita importante per loro, e lo dico con il massimo del rispetto per gli alleati che ho anche in comune, con i quali ho un ottimo rapporto. Però per noi è una questione di vita o di morte. È per questo che noi diciamo che siamo pronti anche alla corsa solitaria, perché per la Lega e per la Liga la partita del Veneto è fondamentale per il futuro dell'esistenza del nostro partito in Veneto, ma credo che l'esistenza e la forza di una Liga veneta sia fondamentale anche per la tenuta del governo. Quindi qui non è
un braccio di ferro tra chi è un gioco di provocazioni. Noi siamo veramente pronti anche alla corsa solitaria, ma perché siamo forti di un esercito di amministratori competenti e ci sentiamo di avere in mano degli assi importanti da poter giocare in una partita. Speriamo di poterli giocare in coalizione, se così non sarà valuteremo anche la corsa solitaria. 2 minuti di pubblicità con i registi Mattia Pizzai e Andrea Basso e torniamo subito con il sindaco Mario Conte, presidente dell'Anci Veneto. Nuovo in diretta con il sindaco di Treviso Mario Conte, un sindaco candidato presidente della regione, è un'ipotesi che è stata fatta, c'è anche una disponibilità del sindaco in questo senso, l'ha detto ai nostri microfoni qualche giorno fa, insomma se me lo dovessero chiedere, insomma se fosse necessario io non mi tirerei indietro. Ovviamente è un'eredità quella di Zaia, sindaco, pesante, no? Pesantissima, però direttore, per correttezza di informazione ho detto che siamo tutti disponibili ovviamente, sì, certo. Perché dopo certo. Non voglio che si scatenino guerre, certo. Non mi sto autocandidando di sicuro, però voglio dire, la Lega, come dicevo prima, è composta davvero da tante persone davvero brave che hanno saputo maturare delle esperienze anche amministrative a partire dai sindaci, ma voglio citare soprattutto gli assessori regionali, i consiglieri regionali, sono davvero tanti. L'eredità di Zaia è pesantissima, però lo ricordo anche che io ho ereditato 2 eredità, Gentilini e Gobbo a Treviso, e insomma in qualche modo ce l'abbiamo fatta. Però Zaia, e lo sottolineo, no, perché poi è una guida, lo dico perché per me è fonte di ispirazione quotidiana, lo dico senza timori perché glielo dico anche a lui ogni giorno, io imparo ogni giorno dal presidente Zaia, però sa, è il presidente più amato d'Italia, ha un livello di gradimento, di qualità, ha visione, cioè è un'eredità pesantissima, però no, in Lega siamo cresciuti con lui e quindi è per questo che dico che in scia sua possiamo continuare a dar continuità proprio al mandato e ai valori che Zaia ha saputo trasmettere a questo Veneto, perché oggi il Veneto è Zaia e Zaia è il Veneto, no? Però se una norma gli impedirà di presentarsi, perché poi quando si parla di terzo mandato ci si dimentica sempre che il mandato te lo danno i cittadini con il voto, perché se si fossero stancati di Zaia l'avrebbero mandato a casa prima. Evidentemente se è stato sempre rivotato con numeri tra l'altro plebiscitari, evidentemente è molto apprezzato, però noi lavoreremo per costruire una proposta che sia all'altezza di questa eredità, che sia all'altezza del popolo veneto, che sia all'altezza di una delle regioni più importanti nazionali, e poi chi sarà l'interprete di questo programma lo decideremo alla fine, ma con grande serenità, perché l'importante è mettere a fuoco quelle che sono le esigenze della gente. Sindaco, grazie molte. Grazie a voi e grazie direttore per il lavoro che fate quotidianamente di informazione corretta, perché voglio dire, tra i vostri concorrenti sleali c'è internet e i social che riempiono la testa di tante informazioni abbastanza sbagliate, quindi voi invece informate i nostri cittadini con correttezza e puntualità. Grazie molte per il complimento che ci gratifica molto. Grazie ai nostri registi, ci vediamo stasera alle 21:20 con Focus. Buona giornata, arrivederci.